Buonasera a tutti i nostri belli di Bella, ben ritrovati. Buonasera Claudio Salpietro. Ciao Mary. Buonasera da Raff a tutti i radioascoltatori di Radio Bella. Oggi abbiamo il Raff dall'inizio puntata, che bella cosa. Sì, sono arrivato assieme con Claudio. Ah, sei arrivato puntuale, quindi sei arrivato qui con noi. Sì, e ha pagato la benzina, ragazzi. Allora va bene, nuova puntata del Talent. Esatto, sesta puntata. Che bella cosa. Come in tutte le puntate abbiamo degli sponsor. Che ringraziamo subito, che adesso li andiamo a ringraziare. Nel frattempo diamo una buona serata a tutti coloro che sono collegati con noi. Sono le 20:10, quindi salutiamo chi ci guarda sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a chi magari in questo momento invece è in auto, magari sta rientrando dal lavoro, sta invece andando a fare una passeggiata, a prendere un gelato. Oggi è stata una giornata abbastanza calda, quindi il gelato ci sta. Oggi ha fatto caldo, sembriamo in estate. Buonasera anche a chi invece ci sta seguendo in DAB. Buonasera a chi ci segue su Facebook, buonasera a chi ci segue su TikTok. Insomma, buonasera a tutti. Noi volevamo farti i complimenti per il tuo nuovo singolo. L'avete sentito? Certo, io e Raff l'abbiamo ascoltato. Complimenti a te. E anche a Sonny, i complimenti più grandi vanno salutiamo, a lui. Dietro la regia. Ciao Sonny. Sempre super operativo. I complimenti vanno a lui del brano, di questo brano totalmente diverso. Questa volta mi ha dato anche un tocco di rock, quindi molto bello. Grazie ragazzi di cuore. Allora ringraziamo i nostri sponsor questa sera. In questa puntata ne abbiamo due, adesso tra pochissimo li andremo a menzionare, però ricordiamo che se volete fare parte appunto delle nostre puntate del Talent, sia come sponsor che come protagonisti, potete tranquillamente contattare sia Claudio che Raff sui social o anche noi di Bella. Sì, come stavo dicendo, signori telespettatori, siamo alla sesta puntata. Noi abbiamo ideato insieme a Raff questo programma televisivo per dare lo spazio a tutti quanti voi, tutti coloro che inseguono questo sogno, e vogliamo ringraziare degli sponsor che ogni puntata ci danno una mano per sostenere questo programma. Se la regia con quale vuoi iniziare? Adesso Sono ci pensa, tu con quale vuoi iniziare che pensa a tutto? Allora, incominciamo con il primo, che lo vedi i capelli come ce l'ho, tutti barba, belli stilosi? sempre ben curato, perché c'è il mio Tommaso, le chic Tommaso a Fiumefreddo, se mi manda... Adesso lo fa. Ciao Tommaso. Venite dalle chic, le chic, in via Roma 5, le chic, per uomo e donna sì, da Tommaso e i suoi figli, Marco e Giuseppe, qui. Ma è il vostro barbiere, parrucchiere, le chic? Io puntualmente quando devo venire qua in TV e non solo vado sempre dalle chic Tommaso in via Roma, se mi manda la locandina così facciamo vedere anche dove è situato, magari lo raccontiamo anche per chi ci ascolta in radio, in via Roma a Fiumefreddo, per i vostri capelli uomo numero donna, 5. Numero 5. Sì. Quindi i vostri capelli uomo donna potete andare alle chic da Tommaso, che riceve Esatto. per appuntamento, sì, il ricordiamolo. numero di telefono 320 058 0898 da Le Chic Tommaso di Marco e Giuseppe, e ovviamente Tommaso, per avere un look affascinante, e lui è un po' il parrucchiere degli artisti. Grande Le Chic, un bacione a lui e a tutta la famiglia. Altro sponsor, chi ci hai portato? Vai! Bella! Bar Amnesia Sicily. Al bar Amnesia di Maria Laura c'è gusto vero, c'è festa ancora. A Giardini Naxos vieni più su, in Consolare Valeria, angolo via Torino numero 1. Benissimo. Mi hai Bar fatto Amnesia. venire fame. Allora, loro si trovano a Giardini Naxos in via Consolare Valeria, angolo via Torino numero 1, Giardini Naxos, dove voi trovate gelati, aperitivi, un po' di tutto, tavola calda, Granite sono buonissimi, già ne ho mangiati. Io volevo dirti una cosa. Allora, per quanto riguarda la tavola calda, la fanno di produzione propria. Quindi una squisitezza. Ma le scacciate e la pizza li fa con queste Ci penso manine Raff D'Amico direttamente dal bar
Il pizzaiolo pure. Il pizzaiolo? Io faccio Non solo l'impasto. Raf, dai, mica è il numero 1. Dal panificio La Curva, che è un panificio storico che si trova all'uscita Sì, dell'autostrada di Fiumefreddo. Aspetta. A Catania ormai lo conoscono Io tantissimo. alla panificio La Curva, quando siamo stabiliti a Fiumefreddo, ci andiamo a prendere sempre la pizza. La fa lui. Ci sono io. Hai capito? Sì. Siamo in mille. Qui dallo staff, dalla regia fanno i complimenti. Sempre là ce lo andiamo a mangiare la pizza, ce lo andiamo a prendere. È buono il pane in pasta, è buonissimo. È lui. Capito? Abbiamo scoperto. Da 4 anni che sono lì. Un applauso a Raf per la pizza. Comunque, questa La Curva. questa Bar sesta Amnesia, puntata. un salutone da tutti noi. E anche Tommaso. E Tommaso, per i capelli number one. Quest'estate quando siamo a Casamare ci sarà quel colpo di tutti i sabati le telefonate. Raff, vedi che ci sto venendo a prendere la pizza, mi raccomando. No, raga, la fa buonissima. Sempre Noi a alla curva ce disposizione. l'andiamo a prendere sempre, lo dico veramente, non lo sapevo, l'abbiamo appena scoperto. Solo che io non sono a punto vendita, sono sopra. Va bene, noi basta che sappiamo che l'hai fatta tu. Lui è come Comunque. Sonny dietro le quinte. Esatto. Esatto. Ed è la cosa più buona perché tu te la mangi e sai che è stato lui ed è buonissima, grazie a lui. Allora, senti, ma visto che le pizze le fa buone, la musica ne fa buona, che dici se adesso lo facciamo cantare? Raff, vuoi aprire questa sesta puntata? Visto che siamo all'estate, alle Sì. porte dell'estate, Sei bella, la canzone Bella. dell'estate. Vai Raff, sei bella! Grazie. Un'altra estate alle porte, le serate all'aperto, quanta gente che c'è. Una musica a parte, te la canto all'orecchio, la più bella che c'è. Ma che voglia di cantare quando ti vedo arrivare e cammini verso me. Quante ore noi a parlare, lì seduti in riva al mare, ma non riesco a dirti che sei bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te, perché sei bella, quando ti guardo ballare, sei una stella per me. Ma cosa mi fai quando guardo i tuoi occhi lucenti e mi incanti e mi porti con te? Il mio futuro è più bello se lo immagino adesso, proprio qui accanto a te. Ma che voglia di cantare, solo tu mi fai sognare, non mi voglio più svegliare. Quelle ore ad aspettare per poterti richiamare e parlare un po' con te. Sei bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te, perché sei bella, quanto ti guardo ballare, sei una stella per me. Ma cosa mi fai quando guardo i tuoi occhi lucenti e mi incanti e mi porti con te? Sei bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te. Sei bella, con quegli occhi da invidiare, sei una stella per me. Ma tu non lo sai, ti ho cercato ogni giorno, ogni ora, ogni istante, voglio stare con te, perché sei bella, quanto ti guardo ballare, sei una stella per me. Ma cosa mi fai quando guardo i tuoi occhi lucenti e mi incanti e mi porti con te? Sei bella. Bella, Grazie, bella, grazie. bravo Grande Raff. Raff. A noi queste canzoni piacciono, questa soprattutto, a me piace tantissimo. È proprio estate a 360 Per gradi. l'estate 2026. Esatto, e noi ce la balleremo tutta l'estate. Grande Raff. Ok, noi ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo, anche se non hai portato la pizza.
La prossima. Dai, Vai. La dobbiamo prossima- rimanere in forma, si avvicina La l'estate. prossima la porto veramente. Vai, Grazie, Raff. dopo. Grazie, Raff d'amico, grazie. Dobbiamo rimanere in forma, si avvicina l'estate, Ci Veramente, iniziamo... a me dicono che sono troppo magro, io penso iniziamo- di essere invece al top. Vabbè, no, un grammino in più non guasta. Però diciamo che comunque se ci iniziamo già di lunedì a mangiare la pizza, da qua a sabato che ci scrofaniamo la scrofana completa. Va bene, allora chi hai portato adesso come ospite? È un piccolo talento che è già stato con noi, lui è una voce emergente al 100% perché è giovanissimo, viene da Giardinaxos Trappitello. Ho capito, mi è piaciuto tantissimo. Chiamiamo Loris! Con un forte applauso. Buonasera. Ciao Loris. Ho indovinato? Bravo. Giardini Trappitello? Sì. Lui è stato con noi anche la scorsa puntata e mi è piaciuto tantissimo, quindi è un piacere ritrovarti Loris. Grazie. Davvero un piacere. Allora, stasera cosa hai deciso di portare? Ho portato Fai rumore di Diodato. Bellissimo, e fai rumore, bravo. Lui va a scegliere sempre brani molto belli e molto particolari. E questa sera invece ne ho scelto un altro molto bello. Allora, prima di iniziare a cantare, vuoi fare qualche salutino? Allora, voglio salutare ai miei genitori, ai miei parenti tutti. Li salutiamo. Ai miei amici, alla mia classe, La tua insegnante? alla mia insegnante di canto, Luana Viano. Gli mandiamo un bacio grande. Adesso sei pronto? Sì, Cioè, Allora, dai. andiamo? sì. Vai Loris! Diodato, fai rumore! Già è partita. Da inizio. Da inizio. Che cosa penso che non dovrei pensare? Che se poi penso sono un animale e se ti penso tu sei un animale. Forse è questo temporale che mi porta da te e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto ho fugato non sempre a te che fa rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fa rumore sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio è naturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto ho fugato non sempre a te che fa rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fa rumore sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio è naturale tra me e te.
silenzio è naturale e non ne voglio fare a meno oramai di quel bellissimo rumore che fa. Grazie. Bravo Loris. A me piace molto Loris perché Aspetta, adesso si leva l'effetto papa. Dicevi ti piace molto perché? mi piace molto il suo temperamento deciso, molto freddo. Sul palco tu, secondo me, non ti emozioni facilmente. Si vede. Bravo davvero. Complimenti sempre Grazie. Loris, davvero bravo, e anche a te ti aspettiamo sicuramente nelle altre puntate perché sei davvero davvero bravo e meriti di essere ascoltato, sicuramente farai tanta strada. Complimenti ancora. Grazie. Alla prossima Loris. Ciao, Loris. Bravo, Mi raccomando, bravo. Buonasera. Ciao tesoro. Allora, io quando salgo nel palco l'emozione mi arriva alle stelle invece. Ogni volta che canto live ci sono quei momenti in cui mi impappino. Io sono come lui, non mi No, io emoziono. sì, io quando tanto allora, facilmente. se io devo presentare mi emoziono, però mi autoprendo in giro, capito? Quindi gioco. Quando canto invece, che canto live, madonna mia, no, mi emoziono tantissimo. Più che altro io mi diverto. Quando canti? Sì. No, non mi io emoziono, ma mi diverto, sono No, entusiasta. io mi emoziono, quando canto live mi emoziono da morire. Comunque non mi sto ricordando chi All'inizio. c'è. Adesso ce lo dice Sonny, non ti preoccupare, No. ci fa accenno. Non mi sto ricordando chi c'è. Monno perso! Chi c'è? Ma sempre? Ho capito chi sono, ma sempre, sono in due? Ma per davvero c'è Monno Pesso? Ah, no. Monno perso c'è! Ah, chi c'è? Buonasera a tutti! Buonasera! Ciao, Carmelo. Siamo consumati! Monno perso, completamente! Buonasera, signor Carmelo. Sì, Monno perso! Arrogato, saluta. Buonasera. Baciamano, gentleman. Ah, ci occupano che ste qua, i telefonini. Sì, c'è Monno perso. Perché? All'epoca non c'erano queste cose, si campava lo stesso. Meglio. Ora tu vedi camminare nelle strade zombie. È vero. È vero, ha ragione, sono tutti così, è vero. Un caroso, un picciotto, vedo con il telefonino che passa la strada, meno male che chi lo vistono, e non sappiamo sotto. Però c'era la banchina. Cammelo al microfono non ti sentono. C'era la banchina, ha troppicato una banchina e tappava la testa. Si è fatto male? Sì. No, per fortuna no, che fu? Sta maledetta banchina ci buppa. Ieri non c'era, no, ci ha messo una stanotte, c'era essere. C'è monito tonno. Ma va, per davvero, va. Cretino. E poi, chi è tutto da mangiare che mettono? Le ricette. Ah, basta a casassa, fa un pollo forno, belli, Ma con i moleggiani. meno male, perché così eliminiamo la carta. Io sono... No, così ci distruggiamo noi stessi. Ma perché? Io sono con il signor Carmelo. Picchiamelone, vedi che stiamo bene e non aumenti le tasse. Ah, no, vabbè. Sì, certo. Che c'è Monno Pesso? Monno peso completo. Per esempio, ora qui e chi si mette a vendere cose. No telefonino ci metto. Vendo dentiera, poco usata. La dentiera. Telefono, un numero di telefono non lo diciamo per la privacy. Privacy? Per favore chiamate dopo i pasti, perché per i pasti mi serve. Ah, certo, Sì. giù. Ma gliela dava in affitto. Normale. Per i passi la usava lui. Che c'è Monno Pesso? Ma no così. L'ho usata, mi arrivava una chiamata. Trin. Pronto? Mario, ma non ti incinta! Impossibile! Mario, disgraziato, ma non ti incinta! Impossibile! Mario! Ma perché piange? Io no, Ida che Ida, perché piangeva? E perché Perché mi sono piangeva? incinta! E disse, ma è impossibile! Perché io sono Carmelo! Ah, aveva sbagliato. Ha ragione. Ma
Ma cosa di impazzire? Se munno pesso, ma signore. munno pesso. Vabbè, e poi che arrivo io, sti telefonini, che ci mettono tutte cose, film natura, tutto ci mettono. c'è? Fammi vedere. Sì. Sporcaccione. Che cosa state guardando tutte e due? Ma dovete smettere! Ma cosa di impazzire? La cucina! C'è magari mia moglie! Oh, mi sta facendo la pastacchia tardi! Mamma mia, davvero, con questi telefoni c'è un mondo perso. Bravo, mondo perso. Io poi dico per gli animalisti, fate il vostro dovere, mi piacete quello che fate. Per mano è una signora che ha una bella pelliccia, ringodo. Si avvicina alla signora, non si vergogna. Non si vergogna avere una pelliccia di questo. Lo sai quanti animali hanno ucciso per farci la pelliccia? Una volta era una cosa che significava signorilità. Chic. Ah, signora, ma tu sai quanti animali mi sono fatto io per accattarmi sta pelliccia? Carmelo. Ma non è stato Carmelo, è stata la signora. Ma cerchiamo di evitare. Ma poi, aspetta, no, perché io gli appuntamenti, mi punto, no? No, dopo c'è la Marino. Sì, mezzica, ma cosa di impazzire? Che c'è, Carmelo? Io non vedo niente di particolare. Come non c'è niente di particolare? E che c'è? Che non c'è niente di particolare? Quando c'ho mangiare da catupire tutte queste cose, non c'è niente di particolare. E quando vedi che c'è Claudio Sappietro che presenta sulla Bella Rai. Quale? Bella radio! Bella radio. Vedi che sei simpatico però, sei simpatico. Carmelo, non è che devo pensare male, No, che dobbiamo pensare? Ma non pensare mai tu, sempre fischiano bene. ricchi, no? Bene. E poi sai che per mano o parino. O parino, che è per 50. Ma raccontalo pure a me. Sì, no, tutto magari che sto capi, che poi il parino si sposava, no? E allora camminava, perché in carabinieri, non ho visto che era un parino, ma fermavo lo stesso. Lei è un passeggino, una Vespa 50 senza casco. Mi dispiace passeggino, però la legge è uguale per tutti. Ci sono 100 euro di multa perché lei è senza casco e camminare senza casco vuol dire che può cascare, si può rompere la testa. No, figliolo, poi non ci risponde figliolo. Dietro di me c'è chi mi protegge, il Signore. Allora siete voi, 200 euro. E c'ha ragione. Sì. Ti piace avere queste cose? Bravo a Carmelo, a Carmelo Caruso, DJ cabarettista. C'è Monno Pesso. Ma non Monno Pesso così, ma non così. Tante cose le condivido comunque, tanti pensieri. Va bene, Carmelo. Me ne posso dire, con Monno Pesso me ne posso dire, però sai che stai a dire? Dimmi. Io ce ne sai che questo Monno Pesso si scordano la memoria che tu a dare. Hai capito? Quello che devono dare alle persone. Fanno la finta che si scordano. Lo so, Carmelo, hai ragione. I troppi impegni. Comunque ti saluto, Carmelo, dai. Ma tu pensi ai soldi? Che mi hai fatto ricordare, da sto Monno Pesso si vedevano magari i soldi. Carmelo, ma tu non mi dovevi dare 20 euro? E tieni, che c'è Monno Pesso! C'è Monno Pesso! Magari i soldi voi. Onesto fu però, Onesto fu. Ma perché si erano persi anche i soldi? Onesto fu. Ma comunque... E l'hai ritrovati con questa scusa. Facciamo un applauso al signor Carmelo, simpaticissimo. Belle, queste sono le cose che ci piacciono, quelle che fanno sorridere in questo mondo perso. Che torniamo nel mondo della musica perché abbiamo un ospite. Lei è una cantautrice che oggi qui su Bella Viene TV. Per la prima volta qui? Viene per la prima volta. Quindi l'ascolteremo per la prima volta. E presenta un suo nuovo singolo, quindi un inedito. Quindi lo scopriremo insieme. La vogliamo accogliere? Di chi stiamo parlando? Giusy Garufi! Buonasera a tutti. Buonasera Giusy, ben arrivata. Mary, ben arrivata anche a te. Allora, nuovo singolo. Un nuovo singolo che è dedicato a mia madre che non c'è più.
in cielo, quindi ho voluto portare per la prima volta qui questo brano. In modo che... Da quanto tempo è uscito? Da pochissimo. Quindi ancora è fresco. Avete fatto Sì, anche il freschissimo. video? Sì, sì. Ok. Come si intitola? Da qui. Perfetto, direi di farglielo cantare perché penso che già sia abbastanza emozionata visto Sì, grazie. il testo. Io sono curioso di ascoltarlo. Grazie. Signore e signori di Bella TV, Giusy Garufi! Quando mi hai lasciato tu, vivo sospesa senza ali. Mi ricordo di domani, dove ci sei soltanto tu. Da quando mi hai lasciato tu, non orizzonti nel cassetto. Un libro bianco che non ho mai letto. Da qui sento che la nostra lontananza è una chiave senza risposta, dove ho costruito solo un po' di noi. Da qui sento il rumore della pioggia, sento il cuore che mi balla, sento sempre la nostalgia di noi. Da quando mi hai lasciato tu, vivo sospesa nel silenzio, per incontrarti adesso e poi nell'immagine di un sogno. Da qui, da qui, da qui, da qui, da qui posso solamente incrociare la tua immagine nel cuore che mi porterà sempre fino a noi. Da qui sento il rumore della pioggia, sento il cuore che mi balla, sento sempre la nostalgia di noi. Da qui, da qui, da qui, da qui. Da quando mi hai lasciato tu, non orizzonti nel cassetto, un libro bianco che non ho mai letto. Brano molto bello, Giusy, con Grazie. sicuramente un sentimento molto forte. Quando si vanno a toccare certi argomenti, l'emozione sicuramente è sempre tanta. Molto E toccante. riuscire a trasmettere tutto è sempre troppo complicato quando si deve andare a cantare ancora una volta. Esattamente. Quindi sicuramente è arrivato. Bello anche lo stile, come sei riuscita comunque ad amalgamare questo genere qui con un argomento così toccante. Ecco. Lo troviamo già nelle piattaforme prossimamente? Tra poco sì, sarà nelle piattaforme, su Spotify, YouTube, diciamo su tutti i social. I vari digitali, i vari portali E digitali. poi anche Esattamente. la nostra Giusy, essendo una cantautrice, ha diversi brani e già nelle piattaforme digitali, basta scrivere Giusy Garufi e trovate altri brani. Perfetto. Giusy, puoi fare qualche salutino? Allora sì, saluto un po' di gente oggi, saluto intanto Tiziana che mi ha accompagnato qui quest'oggi, grazie di cuore anche per il supporto emotivo che ho avuto prima, dopo e durante C'è sempre percorso. l'ansia, proprio una volta che si supera tutto e dice ma dai, non era così Sì, sì. terrificante. E poi volevo salutare mia sorella, tutti quanti i miei amici Carbonaro, volevo salutare
tutti quanti i miei amici, insomma, ce ne Tutti sono tanti, coloro dovrei che ti vogliono elencarli. bene. Poi c'è il vuoto, capito? Succede questo, poi c'è il vuoto. Da che hai tutto memorizzato, arrivi qua e c'è il vuoto. Li Tutti coloro salutiamo. che ti seguono e ti vogliono bene, così Esattamente. Ma io volevo fare un saluto speciale in cielo, soprattutto quella persona più importante della mia vita. Che sicuramente è accanto a te. Grazie Giusy, ti Grazie a aspettiamo. voi ragazzi. Grazie Alla Giusy prossima, di aver grazie. accettato il nostro invito. Grazie ragazzi. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Mi sei sembrato tanto Maria De Filippi, grazie per aver accettato l'invito. Cla, che dici se adesso ci fai ascoltare qualcosa tu? Esatto, vi faccio ascoltare un brano perché, ragazzi, se la vostra tipa vi lascia, non vi sconfortate, la vita va Arriva avanti. un altro più bello. Cara amica, perché era un'amica che piangeva e lui era un amico, gli ha detto ci sono io che ti consolo, Curiosa, dai, cara Claudio amica. Salpietro. Vai. Mia, non piangere, non ti disperare, se ti senti triste e delusa c'è chi ti può aiutare, mi trovi a casa, se vuoi venirmi a trovare, ti saprò amare, ti scioglierai sul mio cuore. Ti amo da sempre, ti giuro non so mai scordarti, ma tu non ti accorgi, stai sempre a soffrire per lui, vieni da me, sai che ti amerò, che cosa può darti un uomo che non sa apprezzarti? Ti giuro sei bella, mi lasci da tempo a sognarti, ma cosa ti importa se non riesci ad amarmi? Solo una notte, poi si vedrà cosa fare, se vuoi restare insieme a me. Sempre a pensare a lui, ora ci sono io, cara amica mia, deciditi, puoi ricominciare, guardami convinta di amarmi, dai che si può fare, siediti pure, rimani un'oretta a parlare, ti faccio da bere, terrò buone calde nelle mani, mi siedo al tuo fianco, vorrei poterti toccare, ti tolgo il bicchiere, mi guardi smarrito e ti stringo, poi ti abbandoni su di me. Ti amo sei mia, per questa notte, esplode il mio cuore, hai un corpo stupendo, sei mio oppure no, ti sto toccando, ho sciolto le mani, esploro il tuo corpo, sei bella davvero, dai rimani con me, ti amo sei mia, per questa notte, esplode il mio cuore, hai un corpo stupendo, sei mio oppure no, ti sto toccando, ho sciolto le mani, esploro il tuo corpo, sei bella davvero, dai rimani con me. Complimenti Claudio. Grazie. Molto bello. Bella TV.
Questa ancora non l'avevo sentita. No, cara amica. Cara amica, un'altra news di Claudio Salpietro. Complimenti per quest'altro brano. Un bel ciaccia. Sì, ci stanno. Tu hai ricopri pure tu tutti i generi musicali che insomma musica così, frizzante. ne abbiamo un po' per tutti i gusti, non manca niente. Allora, adesso cosa ci regalerai? Anzi, chi porterai qui su questo palco? Ritorna, ti ricordi che noi abbiamo fatto un discorso con un artista e tu hai detto caspita bella voce, ma se tu fai un inedito lo devi cantare, e lei te l'ha promesso. Oh, che sono contenta, raga, ma io penso che comunque con gli inediti è tutto diverso, è tutta un'altra storia, quindi sono davvero felice che l'abbia fatto. Ha mantenuto la parola, mi ha chiamato, mi ha detto bellissima. Claudio, l'inedito è pronto, devo farlo ascoltare a Mary. E io non vedo l'ora. E qui, signore e signori di Bella TV, Lucille! Facciamo un forte applauso. Buonasera. Ciao Lucille, bentornata, Ciao, brava, hai fatto bene. Grazie. Hai fatto bene. Ti faccio subito una domanda. L'emozione di cantare il proprio brano? È tutta un'altra storia, Sì. Perché questa è proprio tua, è la tua creatura, sai che è tua, ti appartiene, quindi quando si prende il microfono e si canta è sempre bello, però quando il brano è proprio l'emozione sicuramente è diversa, Sì. vero? Sì, sì. È una roba inspiegabile, è anche un gusto diverso, diciamo la verità, cantare e fare il tutto. Io non ho saputo aspettare, l'ho già ascoltato, però lo voglio ascoltare live. È tutta Vabbè. un'altra storia. Allora, non te lo chiediamo che ne pensi ora, te lo No, chiediamo dopo, dopo. quando finisce. Lo Io diciamo il non titolo. ti perderò, lo dico io non ti perderò, signore e signori di Bella TV. Lucille, vai! Grazie. Anima mia, io non ti perderò. Un amore come il nostro non può finire così. In ogni sguardo c'è l'eternità. E nel silenzio sento la tua voce vibrare. Sei la luce che mi guida ogni giorno. Nel tuo braccio trovo ogni mio ritorno. Ti riconquisterò. Non ho mai smesso di credere che tu sia il mio destino. Il nostro cammino da scrivere. Ogni ricordo una melodia che non smette mai. Cammino sotto la pioggia, ma vedo i tuoi occhi scuri. Sono qui pronta a restare e lottare, perché senza te non so respirare. Sei la luce che mi guida ogni giorno. Nel tuo braccio trovo ogni mio ritorno. Ti riconquisterò. Non ho mai smesso di credere che tu sia il mio destino. Il nostro cammino da scrivere. Non mi basta un attimo per ricordare il suono del tuo sorriso, il tuo modo di amare. Cancellerò ogni dubbio e tornerò con te. Perché un amore vero merita di fiorire con me. Sei la luce che mi guida ogni giorno. Nel tuo braccio trovo ogni mio ritorno. Ti riconquisterò. Non ho mai smesso di credere che tu sia il mio destino.
Bellissimo, complimenti, adesso sì. Cosa ne penso, Mary? Superlativo, eccezionale. Solo una domanda, hai chiesto tu all'autore di scrivere questo brano di questo argomento? L'hai scritto? È mia. Brava, allora ancora più brava. Sta parlando, Mary, qua c'è una cantautrice. Brava. Fatti vedere dal popolo di Bella TV, canale 96, Twitch, sito, dappertutto, TikTok, eccetera, eccetera. Grazie. Ragazzi, condividiamo il suono che è davvero molto bello. Bravissima, complimenti davvero di cuore. Continua così, bella voce e anche bellissimo brano. Grazie. Vuoi fare qualche salutino prima di andare via? Volevo salutare mio marito che mi ha accompagnato, i miei figli, tutte le persone che mi seguono, come sempre la mia insegnante di canto, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo dire una cosa importante, che Io non ti perderò, ancora non è uscito, quindi è un inedito un'esclusiva di Bella TV, Sì. e prossimamente uscirà nelle piattaforme digitali. Sì. Stay tuned, stiamo arrivando. Però il video lo potete trovare su YouTube, il video lo trovate. Sì. Complimenti, attendiamo l'uscita. Grazie ancora per essere stati con noi, per Ciao, avercelo fatto Lucille. sentire. Belle. Allora, adesso che ne dici se lo facciamo tornare? Ritorna Raff D'Amico. Dai, riapplaudiamo Raff che è stato fuori troppo tempo e noi lo rivogliamo qui con noi, vogliamo ascoltare qualche altro brano. Raff, vieni qua. Eccomi. Eccoti, bentornato. Allora, come va lì? Tutti i ragazzi sono tutti simpatici e tutti Complimenti, davvero veramente, bravi. complimenti. Complimenti a tutti. Raff, ci fai continuare a ballare? Sì. Con balla. Però prima di mettere Raff si balla, balla, ci emocioneremo vorrei ricordare tantissimo. per giorno 7. Certo! Se la regia mi manda la locandina... L'abbiamo tutto, Sonia, allora, tutto. dillo tu, dai. Allora, giorno 7 siamo in Piazza Duomo con Claudio Sappietro, Miria, Raff D'Amico, con i cugini di campagna e tanti ospiti che ringraziamo. Ci saranno anche Anna La Croce, Esatto. Claudio Salpietro e Miriam Buonaccorso presenteranno, ma soprattutto ci saranno tanti concorrenti che ovviamente hanno aiutato per far sì che questa manifestazione vada avanti, ecco, sia stata fatta. Certo, ringraziamo anche la Proloco di Giarre. Anche la Proloco di Salvo Zappalà, Ok, ma tutti gli artisti che hanno aderito ringraziamo. e che si sono iscritti. Esatto. Complimenti ragazzi. Sì, grazie a quindi loro andate abbiamo tutti. questo festival giorno 7 a Giarre. Vi aspettiamo Tutti numerosi, presenti. sempre. Allora Raff, che dici? Andiamo con balla. ballare, Ci ci fa fai ascoltare ballare. Esatto. Vai, balla Raff Grazie. D'Amico! Sotto il sole che ci abbaglia sento le tante voci in una piazza, il cuore non si stanca dal mattino fino a mezzanotte. C'è una musica che ti rimane e ti fa ballare forte. Parabara, 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 pa, pa, para, pa, pa, parabara, pa, pa. Siamo noi degli anni d'oro, con i nostri giradischi, dove l'Italia è prima sul podio, tra tutti i cuori e tutti i fischi, dove l'amore vinceva, ma poi ti feriva, e bastava un ballo a cambiarti la vita. Ma questa notte qui si balla, 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 salta, 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 e allora balla, 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 salta, 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 voglio sentire le voci cantare più forte, voglio vedere la luna che esplode stanotte, non ti ricapita nessuna replica, qui si balla, 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 vedo ancora i tuoi occhi su di me, tu mi fai sentire vivo quando mi accarezzi il viso, e stanotte fino all'alba sai perché questa musica non stanca, vuole ancora un'altra danza. Parabara, 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 pa, pa, para, pa, pa, parabara, pa, pa. E bridiamo i nostri giorni quando facevamo i dischi, dove l'Italia è nel nostro cuore e tutto il mondo stava a sentirci, dove l'amore vinceva ma poi ti feriva, dove bastava anche un bacio a cambiarti la vita.
Ma questa notte qui si balla, balla, balla. Salta, salta, salta. E allora balla, balla, balla. Salta, salta, salta. Voglio sentire le voci cantare più forte. Voglio vedere la luna che esplode stanotte. Non ti ricapita nessuna replica. Qui si balla, balla, balla. Balla, balla, balla. Salta, salta, salta. Voglio sentire le voci cantare più forte. Voglio vedere la luna che esplode stanotte. Balla, balla, balla. Salta, salta, salta. Voglio sentire le voci cantare più forte. Voglio vedere la luna che esplode stanotte. Non ti ricapita nessuna replica. Qui si balla, balla, balla. Balla! Bellissima questa canzone. Grazie, grazie. A Io me piace tanto, quando è troppo ascolto questo allegra. brano, Ballo, ballo, ballo. Bellissima Raff, sempre fantastico. mi piace tu coppo, Grazie, come fai grazie. tu. Mi piace questo. Va bene, Raff, complimenti sempre. A me Balla piace tantissimo. È una Grazie a delle mie tutti. Oggi ha cantato Salutiamo il due nostro canzoni pubblico. bellissime. Noi ci vediamo Giorno 7 in giorno piazza. 7 in Piazza Duomo. La balla. Di nuovo? Ci stavamo ballando noi pure. Grazie Raff. Grazie, alla prossima! Ciao Raff, grazie. Mi sono incastrata per ballare. Mi sono incastrata il piede nel pantalone. Allora, Io sento una voce dietro le quinte. Non è che il signor Carmelo C'è Sappiano. un peso. Ecco, lo sapevo. ancora a cae. Caterina, dai a ritto. Ma mi tunnasti 20 euro. Quando fai un mangiare non la mettere mai in Facebook, capisci? La pasta che daddi. Hai capito? Non la mettere mai! Perché ora stasera picchia via viene tutta la settima generazione tua a mangiare le nuove. A sbafo. Ah, sbafo. E che è una cosa bella. No. Tu queste cose, tu a mettere i lattuchi, quando fai i lattuchi, hai voglia, basta che lattuchi, ma cose buone non la mettere, va bene? Oh! Ha ragione. Ma c'è un peso. Ma c'è un peso per davvero. Avanti, dai con niente, basta. C'è un peso. Ora mentre che veniva. Dimmi, Carmelo. Ascoltate, una carrozza, una signora, bella signora, che piangeva. Poverina, quella incinta di Marco. Piangeva. Ma perché piangeva? E l'aveva Perché? con suo marito. Ma ci facciamo, signora, ma chi ha bisogno di aiuto? Che ne faccio? Accompagno all'ospedale, un volete? No, lo posso dire bastardo. E se lo è. Bastardo, a mio marito, c'è un paito che mi fa piangere. Perché ti fa piangere? Perché? Perché suo marito è come la cipolla. C'è? Suo marito è come la cipolla. Perché? Ma io non capisco mai. Signora, ma che vuol dire suo marito è come la cipolla? Sì, quando si spoglia mi fa piangere. Ah, poverino. Ma guarda un po', Carmelo, dai. Ma c'è un peso davvero. Ma un peso. Ti devo dire una cosa. Dimmi. Io è bella però. Tu sai che me la sai con l'amica, con l'amante che avevo. Come ti sei lasciato? Mi sono lasciato. È bello che non ce la faccio a dimenticarla. Non ce la faccio a dimenticarla. Avevo mi giuro, avevo dappertutto vedo lei, sono ancora innamorato pazzo. E porta un po' di fiori, non lo so, cerca di conquistarla, no? Mi hanno detto di Fatti dare qualche consiglio da Mary. Ma sei sposato? No, per favore, secondo a mia moglie. Io perciò mi sono messo a bere alcol. Ma come? Si è dato all'alcol? Ubriacarmi. Bere. Birra? E tu dici? Vino? Whisky. Coca-Cola. Io pesante, ci va pesante. Tu scommetti, dici come io va a finire? Come è andato a finire? Infatti scommettiamo. Io ora ne vedo due. Brutta
C'è Munno Pesso, Carmelo, c'è un Munno Pesso. Vabbè, ma la dimenticherò. Pensi a sua moglie, pensi? Sì, sempre. Senti, lo sai che a Catania che sta succedendo? No. A Villa Bellini. No, dimmi. Hanno abbellito la Villa Bellini perché c'è a Venere 4 cantanti fenomenali. Ma quando? Ora, la prossima settimana io ti fate già un biglietto là, una secchietta. Sì. E anzi, sai, 2 giorni prima ci vai a Villa Bellini, ma setto, mi porto un po' di mangiare, perché poi va a finire che non so manco posto. Certo, a te ti piace la musica, come piace a noi. E poi qui c'è Mietta, a me devo minghi, avevo cantanti di bellezza. Che hanno fatto la storia. Paolo Belli, ma basta che l'avevano attaccata a Paolo Belli. No, Gioia. No, siccome faceva parte i ladri di biciclette l'avevano attaccata. E allora Paolo Belli e poi Vasco Rossi. Un mega concerto. Mega, infatti stai aspettando per questo concerto. Quando vai a Catania, Vasco Rossi a Catania. Sei in attesa, ovviamente. C'è un cappello pronto come a Vasco Rossi, mi scrivo Vasco e Cabana Rossi. Sei un super fan. Super fan, sì. Io vai, anzi, sai che te ne come noi hai così. La prima casa di fredda la pasta che vicino. Ciao Carmelo. Ciao, saluta Mary. Ciao. Ciao, signor Carmelo. Carmelo, prima che te ne vai. Ma quella su sti cantanti, mi puoi dire che ha civato pure io? Chi sono? Mietta, Minghi, Belli Rossi. Disgraziato! Ma guarda un po' sto Carmelo, c'è un Munno Pesso. Te l'ho fatta! Comunque, allora Mary, prima dimmi. parlavamo del tuo nuovo singolo che abbiamo ascoltato, ma il pubblico del The Talent Show possibilmente ancora non l'ha ascoltato? Ce lo fai ascoltare qui al The Talent Show? Assolutamente, come faccio a dirti di no? Allora, Me lo scusa, devi fare ascoltare! sono pronta. Allora, ricordiamo che è uscito venerdì sul canale YouTube di Bella Radio, lo trovate direttamente lì, distribuzione Proud Noise, lo trovate, anzi andate a cercare anche su internet, al sito, lo so dire, mi sono imbranchiata io. Quindi Proud Noise su internet, cercatelo anche per tutte le vostre uscite, per qualsiasi cosa, rivolgetevi sempre al meglio. Sul canale YouTube di Bella Radio, disponibile anche su Spotify, in tutti i portali digitali, uscito appunto Siamo arrivati venerdì a alle quanti 16:30. singoli in totale? 5 adesso. Sempre tutta produzione. Tutta produzione tua e Sonny DJ. Sì. Facciamo i complimenti. Sì, tutto lo mandiamo, regia. Arrangiamenti di tutti i sogni, lo facciamo ascoltare, bomba atomica. Vai, accontentate Claudia e Raffi del The Talent Show. Grazie. Signore e signori, Mary Milani, nuovo singolo. Un brano dedicato a tutte le donne, ragazzi, andiamo, bomba atomica. Trema, uno sguardo, il cielo si incendia, non è magia, non è trucco, sono battito nel tuo petto. Mi specchio, mi guardo, non da nel blu, forse se faccio molto di più, non c'è rivale, non c'è illusione, io la regina di ogni emozione. Bomba atomica, boom boom baby, tutta la stanza gira se passo. Bomba atomica, boom boom crazy, sono la luce che accende le strade. Una fiamma letale, un finale speciale. Non mi serve il permesso di nessuno, so che a modo mio lascio la scia del mio profumo. A ogni passo un tuono che esplode, se mi vuoi seguire tieni il ritmo e corri forte. Mi specchio, mi guardo, un'onda nel blu, forse se faccio molto di più, non c'è rivale, non c'è illusione, io la regina di ogni emozione. Bomba atomica, boom boom baby, tutta la stanza gira se passo. Bomba atomica, boom boom crazy, sono la luce che accende le strade. Una fiamma letale, un finale speciale. Dimmi chi può spegnermi. Nessuno, nessuno, nessuno può fermarmi. Nessuno, nessuno. Sono un uragano, un'esplosione, è fuoco che arde, puro
Boom boom boom. Bomba atomica. Bomba atomica! Grazie Clau. Molto Grazie. orecchiabile, ti mette subito carica. Solo grazie a Sonny, lui mi ha fatto questo arrangiamento, appena me l'ha fatto ascoltare gli ho detto tu sei un matto, Lo hai possiamo vinto. dire? Che Ma Sonny, veramente. Sì, è fantastico, cioè Non voglio- in qualsiasi cosa Comunque, è mi davvero... stanno capendo, veramente. Sì, è unico. boom. Boom boom baby, e sta preparando tante altre nuove novità. Benissimo, siamo quasi in conclusione del programma. Se la regia mi manda velocemente Gli sponsor. Iniziamo dai capelli. Ringraziamo dal mio parrucchiere di fiducia, che lui cura il look il mio e anche tutti gli artisti. Vai! 3, 2, 1, Le Chic. Venite dalle chic, le chic, le chic, in via Roma 5, le chic, per uomo e donna sì, da Tommaso e Giustigni, Marco e Giuseppe. Le chic Tommaso, parrucchiere per uomo e donna in via Roma numero 5, Fiumefreddo. Ok. Un ringraziamento alle Chic. Andiamo col bar Amnesia Sicily di Giardini. Tum tum tuta. Bar Amnesia. Vai. Al bar Amnesia Di Maria Laura. c'è gusto vero, c'è festa ancora. A Giardini Naxos. Vieni più su, in Consolare Valeria. Angolo via Torino numero 1. Vai. Dove c'è tavola calda, pasticceria, gelateria, pizze scacciate della curva. E niente. Grazie al bar Grazie agli Amnesia. sponsor. Che dire? Allora, ringraziamo tutti i ragazzi che sono stati con noi e ricordiamo anche la replica. Oggi è lunedì, la manderemo. Dimmi. Venerdì. Va bene. La vuoi venerdì? Perché mercoledì c'è il Catania, anche se ha perso 4-0. No, però. no, non facciamo le cucche. Andrà bene, 5 gliene facciamo 5. Ma speriamo, dai. Allora, noi ringraziamo tutti per essere stati con noi. Speriamo che questa sesta puntata del Talent vi sia piaciuta. Ringraziamo anche tutti gli artisti che si sono esibiti. Grazie a voi che date la possibilità, insieme agli sponsor, di proseguire questo nostro sogno, questo vostro sogno insieme a Raff. Grazie Mary, grazie Sonny, la casa di Bella TV. Andiamo con Tu chi sei, ultimo brano. Salutiamo con Claudio Salpietro. Ciao a tutti. Il mio brano Tu chi sei, perché l'amore può anche finire, è anche una realtà. Vai. Ci siamo accorti che io e te non stiamo bene ormai, insieme da un po'. Ci siamo accorti poi, io e te, la noia addosso a noi, abitudini che sopportiamo da tempo ormai e non sappiamo comprenderci. Certo che abbiamo perduto la realtà. È stato molto bello stare con te, di certo non pensavamo potesse finire. Ognuno fra di noi si chiederà, ci siamo amati mai? Un tempo chissà, di certo siamo qui, io e te, e notte non sappiamo stringerci un po'. Noi non riusciamo a proteggerci, se ci baciamo è ipocrisia. Ho mille amori nel cuore, tu chi sei? Tu chi sei accanto a me? Cosa fai? Chi sei per me? Io che sto vicino a te, chi sarò nel cuore tuo? Zingari, noi zingari, perduti ormai, sperduti ormai. Comunque sappi che ti ho amato veramente. Parlare di noi due non serve più, non ti amo, non ti sento dentro di me. Io son sicuro che ti lascio
lascerò, il mio pensiero ormai non vola per te. Vorrei potertelo dire, sai che domani io vado via. Ho altri amori nel cuore, tu chi sei? Tu chi sei accanto a me? Cosa fai? Chi sei per me? Io che sono vicino a te, chi sarò nel cuore tuo? Zingari, noi zingari, perduti ormai, sperduti ormai. Tu chi sei accanto a me? Cosa fai? Chi sei per me? Io che sono vicino a te, chi sarò nel cuore tuo? Zingari, noi zingari, perduti ormai, sperduti ormai. Adesso la nostra storia è finita, è tutto uno strano destino.